Salve a tutti, siamo qui nel ristorante Pizzeria Mattozzi con il titolare che è Paolo Surace, che è anche colonna portante dell'associazione Verace Pizza Napoletana. Ora siamo nel tuo locale, illustraci un pochettino la storia di questo locale che si trova a Piazza Carità, proprio nel centro di Napoli. Allora, buongiorno, penso che non abbiamo bisogno di presentazioni perché Mattozzi non ha bisogno di presentazioni. Diciamo che del 1833, stanze di Piazza Carità, 3 generazioni di pizzaioli siamo noi, famiglia Surace, quindi penso che non ha bisogno di presentazioni. Una storia nata, una storia fatta, una storia che continua e tramanda in generazioni e generazioni. Famiglia Surace che porta avanti questo nome, Mattozzi, da più di 100 anni, quindi parliamo di una storia, di pizza napoletana. La pizza, ricordiamoci che deve essere lavorata con le mani del pizzaiolo. La pizza napoletana, non la pizza napoletana, ma le mani del pizzaiolo è diventato patrimonio UNESCO. La tecnica del pizzaiolo, che è una tecnica molto semplice, è una tecnica a schiaffo con lo slash che si tira laterale e con 4 schiaffi stendiamo la pizza, non col mattarello, non con queste pizze gonfie, basse, alte. Per noi pizza napoletana è solo quello. E allora parliamo un attimo dell'impasto, di questo impasto che ci caratterizza. Prima di tutto sono 5 elementi e sono i 5 elementi più importanti: acqua, sale, lievito, farina e passione. Tutto quello che mettono sopra rovinano solo la pizza napoletana. Purtroppo gli altri fanno un altro tipo di impasto che non fa parte della pizza napoletana, ma noi non lo andiamo a criticare. Noi parliamo di pizza napoletana, non parliamo di pizza. Pizza può essere in tutto il mondo, pizza napoletana è una cosa un po' particolare. 1 centimetro spesso laterale, 1 centimetro spesso al centro, quindi parliamo di una cosa fatta artigianalmente. Non sono tutti uguali, sono morbidi, soffici e croccanti, quindi tutto quello che fanno gli altri a noi non interessano. Parliamo di una storia di pizza napoletana. Vi farò vedere in questo momento, eccola qua. Questa è una pizza napoletana, morbida, soffice e croccante. Questa è la vera pizza napoletana. La pizza napoletana nasce con l'olio extravergine d'oliva, perché se voi vi ricordate, nel 1950 gli americani hanno portato l'olio di seme, quindi la pizza napoletana nasce con l'olio extravergine d'oliva. Se mantiene un momento Teresa, io le faccio vedere una cosa, qui. La leggerezza di questa pizza, guardate qua com'è leggera. Sotto bella soffice che si può piegare su se stessa, in tutti i 4 i lati. Quindi di cosa stiamo parlando? Di pizza. Tutte quelle che non assomigliano a questo sono solo l'imitazione, che fanno male solo alla pizza napoletana. Bionda bionda, bionda bionda. Il mondo poi ti sorriderà. Fatti una pizza e crescere più forte. Nessuno più ti fermerà. Fatti una pizza, lievito sfizie. Mio caro presidente, lei è uno buono, ma non ci guardi sempre zitto. Cosa resta del passato? Allora Paolo, Sì. Siamo davanti ad una fotografia storica che rappresenta la storia di Napoli. E questa è La storia della pizza. Ma senti, questa in che anni è stata fatta? Diciamo che questa foto più o meno saremo nel sarà il 40, 35. Mio padre ne aveva 8, mio zio ne aveva penso 10 e questo signore qua è mio nonno. Allora scusami, Dimmi. chi è tuo padre? Questo signore è qua, eccolo qua. Questo qua. Questo signore è qua. E questo ragazzo qua quanti anni aveva? Penso secondo me 7 anni, 8 anni. Non lo potrò mai sapere perché purtroppo mio padre l'ho perso e quindi non ho mai chiesto quanti anni aveva. Ma tuo padre non ti ha mai detto, io qua avevo... Detto che praticamente mio padre lavorava, dava una mano al nonno, che sarebbe questo signore sopra qui. Sembra un ragazzo molto più grande di 7-8 anni, sembra un 15 anni qua. Pure io, quindi saremo secondo me tra il 40 penso, perché mio padre era sì.
Mio padre è nato il 34, quindi saranno il 40, 50. Nel 51. Sì. Quindi questo è nel 1951. Possiamo essere esatti con la data perché non ce l'abbiamo e non lo possiamo chiedere giustamente. Comunque diciamo agli inizi degli anni 50. Diciamo che più o meno il boom delle pizzerie napoletane a Napoli E tra degli- 50 e 60, no? Tra 50 e 60. Allora, questo è tuo padre. Poi questo è tuo zio, questo è il fratello di tuo padre. E questi altri due bambini non lo sai chi sono. Non li conosci. Questo è tuo È il nonno, è il nonno. creatore, Il creatore. il maestro di casa. E Mattozzi chi è? Il vero Mattozzi è questo signore qua, una persona per bene, seria, una persona alla mano. Lavoravano insieme mio nonno e Mattozzi, hanno fatto una fusione Surace e Mattozzi, ma qua stiamo parlando più o meno che mio nonno ha incominciato nel 1929-1930. Loro avevano già 3 ristoranti, Piazza Carità, Piazza da Borsa, ce ne avevano 2, non 3, 2. Era una famiglia molto grande, Mattozzi, quindi mio nonno gestiva questi ristoranti. Noi eravamo proprietari di 2 ristoranti, Piazza da Borsa che si chiamava l'Internazionale, Piazza Carità che oggi attualmente è ancora nostro, e un'altra pizzeria che si chiama Pizzeria Giuliano che stava salendo praticamente Gesù Nuovo, che era del mio zio Paolo. Ovviamente insomma era la prima volta che praticamente che loro si mettevano in società. Perché poi praticamente c'è stato questo 1833, se qua la cosa E loro hanno aperto questa pizzeria nel 1800, noi abbiamo dei dati diciamo scritti che dal 1800 esiste questa pizzeria qua. Si ricordano ancora dei ricoveri di quando il re veniva a mangiare qua in questa pizzeria. Quindi praticamente probabilmente Mattozzi e tuo nonno l'hanno rilevata Ancora prima, ma noi non lo possiamo sapere perché non ci sono nessuno. anche forse agli inizi del Novecento. Sì, penso proprio di tra 800 e 900 sicuramente. E invece quest'altra fotografia è una fotografia che praticamente alla quale insomma c'è sta un Ho dedicato a mio padre che praticamente ho perso 9 mesi fa. Lui mi ha dedicato un'arte e una passione, io gli ho dedicato una foto e un lato della pizzeria. Come lui mi ha dedicato questa passione, questo amore per la pizza napoletana, quindi io gli ho dedicato tutto il mio amore, tutto il mio fascino per questa foto ce l'ha fatta Toscani ed era l'unico che ci faceva le foto, che racchiude diciamo un amore forte tra padre e figlio. Tu vai la ritta e resta fermo, ma tu vuoi non disparare. Yes I know, my way. E vuoi piazzarci a chi mi crede. Oh yes I know, my way. Ma tu non puoi venire, ma tu non puoi venire. Mi ha reso che solo si vale la pena. Mio padre, verace pizza napoletana, ha difeso la pizza quasi per 34 anni, non so se voi conoscete l'associazione, è nata nel 1984, da 17 pizzole più importanti di Napoli e mio padre faceva il vicepresidente di questa associazione, quindi se oggi siamo qua è dato a lui, per cui lui ha sempre difeso quello che lui credeva, lui ha sempre creduto nella pizza napoletana. insomma la pizza che praticamente che è un atto di fede, cioè, Fede, sì, è un atto di fede, praticamente lui ha continuato e ha tramandato e continua sempre, anzi speriamo anche da lassù che ci dà una mano. sicuramente. Sicuramente, lei lo Surace, vicepresidente, quindi unica al mondo. Paolo, Mi permetto di aggiungere, scusatemi, la pizza napoletana, prodotto di eccellenza. Non pizza comune, pizza d'eccellenza è quella napoletana. Ma mi sembra che quello che bisognerebbe sempre tener presente. Invece purtroppo viene spesso, ahimè, banalizzato oggigiorno. ma mi sembra anche che è patrimonio UNESCO dell'umanità. Certo, patrimonio UNESCO, mio padre ha cercato diciamo di portare avanti questa cosa, ci siamo riusciti. Noi lo chiamavamo tutti quanti Babbolello perché era il padre di tutti i pizzaioli. Ma l'ultima cosa che ho imparato da lui è la perseveranza.
perché nella vita tra il fiume e la montagna chi vince è il fiume, perché è perseverante, mio padre era perseverante, quindi praticamente questa è una scritta che io dedicherò a lui nel locale, con il tempo ci vorrà del tempo, però emargineremo questa cosa. Paolo, guarda, ti ringraziamo perché veramente Per mio padre è un amore, per me è un amore, non esiste cosa più forte di mio padre. speriamo che praticamente, come dire, che tu la trasmetterai anche ai tuoi figli, che i figli la trasmetteranno anche ai figli dei figli, che praticamente che comunque perché stiamo parlando di realtà napoletane imprenditoriali, cioè gestire praticamente 3 pizzerie è un'attività imprenditoriale che praticamente che, come dire, che fa capire che una pizza, il prodotto d'eccellenza tipico napoletano, è fonte praticamente appunto di dare lavoro alla città, quindi diventa... La pizza è anche sociale. La pizza è anche sociale, insegnare a questi ragazzi che non hanno un mestiere è una cosa bellissima, perché almeno hanno un avvenire. Noi cerchiamo proprio di imparare, di insegnare. Noi abbiamo una scuola, si chiama Verace Pizza Napoletana, capo di Monte 19A, che senza scopo di nucleo. Noi andiamo là, insegniamo ai ragazzi a fare la pizza, sono i maestri pizzaioli nostri che fanno dei corsi, fanno 52 ore, quindi fanno il didattico. È proprio una cosa bellissima, insegnare, imparare un'arte, fargli capire che significa un amore. Ma poi diciamo, la pizza praticamente è un passaporto per girare il mondo. La pizza napoletana è di Napoli, è del popolo napoletano, tutti se la vogliono rubare, ma nessuno se la vuole rubare. Sapete che dico agli altri quando dicono: signor Paolo, ma lei cosa ne pensa delle altre pizze? Ma per me sono pizze. Quello che rovina la pizza napoletana è l'imitazione della pizza napoletana. Fatti una pizza, camomaro la coppia, vedrai che il mondo poi ti sorriderà. Fatti una pizza e crescerai più forte, nessuno più ti fermerà. E precisiamo che Paolo Surace sarà con nostro immenso piacere tra i leader dell'evento di lunedì prossimo 9 dicembre alla Baita del Re Resort di Ottaviano, evento solidale dedicato al Natale dei bambini del progetto Abitiamo di Don Massimo Ghezzi e al progetto Salvavita di primo soccorso delle fate di Arianna Onlus. Così potrete assaggiare direttamente la pizza di Paolo Surace e quindi potete sapere quello di cui stiamo parlando. Voglio aggiungere, non solo mangerete la pizza, ma noi che siamo degli artigiani produciamo, ma che cosa produciamo? Produciamo felicità, una cosa che a tavola non si può spiegare, sono 300 anni di storia in un boccone solo.